Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. Tifosi rossazzurri appassionati di grande futsal, ben ritrovati nella sala conferenze dell'Alto Vicentino a presentare tutti insieme la 7ª giornata del campionato nazionale di Serie A2 Girone A, in cui i nostri ragazzi sabato pomeriggio affronteranno la Canottieri Belluno in un derby davvero attesissimo. Quest'oggi andiamo a sentire i pareri di mister Michele Ferraro e di Milan Ninic, portiere dell'Alto Vicentino da ormai 3 stagioni. Grazie ad entrambi per essere qui in nostra compagnia. Inizierei con te, mister, analizzando, prima di addentrarci verso il match di sabato pomeriggio che giocheremo qui al Palalanzi, sull'ultima partita, sul match di Bulciaco che purtroppo non ci ha sorriso. L'imperativo per l'appunto è resettare fin da subito, o comunque il prima possibile, una partita sfortunata che però avrebbe potuto incanalarsi nel modo diverso. Come la analizzi e cosa hai detto ai tuoi ragazzi in questi giorni? Grazie Marco intanto. Una partita da cancellare, nel senso che cancelliamo assolutamente il secondo tempo di questa partita. Il primo tempo, insomma, siamo andati a riposo sul 3-1, abbiamo fatto qualche errore individuale, quindi insomma siamo andati negli spogliatoi, io per primo convinto di recuperare la partita, che eravamo insomma con testa e gambe in partita appunto. E invece poi il secondo tempo, nel giro di un minuto abbiamo subito praticamente un 1-2 massacrante per una squadra che, come dico sempre, magari paga un gap di esperienza, perché comunque anche sul 5-2 siamo andati sul 5-2 a un certo momento, mancavano tipo 16-17 minuti, c'era tutto il tempo di recuperare, ma la squadra onestamente non ha più reagito, non ha più risposto a nessun tipo di input, e quindi insomma cancelliamo gli ultimi 17 minuti del secondo tempo, mettiamola così. Abbiamo resettato, ci servirà e ci deve servire da lezione, quindi insomma devo dire la verità, non abbiamo neanche parlato tantissimo della partita, perché cosa c'è da parlare? C'è da lavorare, quindi i ragazzi e io e tutta la società siamo consci che è stato un blackout, chiamiamolo pure tranquillamente così. Facciamo i complimenti come sempre a chi ha vinto e all'Energy che ha meritato. Probabilmente le forze in campo non erano con questo gap, però ci sta, il nostro sport è anche fatto di queste cose qui, quindi come sempre guardiamo avanti, abbiamo lavorato bene fino adesso e continueremo a lavorare anche questa settimana, quindi andiamo avanti insomma. Concordo pienamente con la tua disamina, sicuramente è mancata un po' di esperienza che comunque si farà col passare delle partite, insomma, giocando ripetutamente questo tipo di match. Passerei ora la palla a Milan Ninic, grazie per essere qui con noi. Ovviamente Milan, e è il terzo anno per te in questo club, ormai ti possiamo considerare una sorta di veterano, comunque punto cardine della nostra squadra, puoi fungere da chioccia per Leonardo Fongaro con cui quest'anno condividi le chiavi della porta. Come descriveresti il tuo vissuto qui all'Alto Vicentino e in particolare anche il rapporto con Leonardo, ovviamente? Intanto Marco, grazie e gli auguri ancora per i 3 anni qua. Grazie mille davvero. Per quello che riguarda me stesso, la crescita, negli ultimi 3 anni penso di essere cresciuto molto, sia come giocatore, come persona, grazie a 3 guide tecniche diverse, tra cui oggi il mister Ferraro, e soprattutto anche grazie a chi ha fatto il preparatore dei portieri, in primis Diego e oggi Michele. Per il rapporto con Leonardo io penso che ci siano poche parole per descrivere quello che è effettivamente, perché è un ragazzo d'oro con cui condividere il reparto in solitudine, mettiamola così, perché noi siamo da soli. È piacevole lavorare, ci stimoliamo ogni allenamento, siamo i primi a darci una mano anche nei momenti di difficoltà, come è potuto essere sabato a Lecco, e soprattutto se non gioco io ma gioca Leonardo, io sono comunque molto tranquillo, perché so che la squadra è in buone mani e quindi è un darci un continuo aiutarci, ecco. Ma poi è così anche con tutti gli altri compagni di squadra e non solo con Leonardo, però c'è un affetto un po' speciale tra portieri, tra colleghi, ecco.
Possiamo affermare insomma che l'unione fa la forza, insomma, per descrivere il rapporto tra te, Leo, e con tutti i restanti compagni, ovviamente. Grazie davvero Milan per la tua risposta. Tornerei adesso da Mister Ferraro, focalizzandoci ovviamente sull'avvenire dell'Alto Vicentino. Insomma, accantoniamo il passato, apprendiamo quanto c'è da apprendere e tuffiamoci sul futuro. La Canottieri Belluno, avversario comunque insidioso, che dispone di due attaccanti davvero di grande caratura come Mattia Vettore e ovviamente anche Dall'O, potenziale mina vagante della squadra bellunese. Sono reduci tra l'altro dalla manita inflitta alla Videoton Crema. Come si affronta questa squadra? Che partita vivremo sabato a tuo avviso? Allora Marco, fammi un attimo tornare un passetto indietro per collegarmi a quello che ha detto Milan. Noi abbiamo, non spendo mai parole per i singoli, insomma, in queste in queste conferenze, però dico che abbiamo due ragazzi, la nostra porta insomma è parecchio sicura. Condivido. Io li definisco due super portieri anche davanti alla squadra, non è nessun problema, due bravissimi ragazzi. Loro sono secondo me lo specchio di questo gruppo, cioè loro sono due ragazzi che vanno d'accordo, due ragazzi d'oro, due ragazzi che vanno d'accordo tra di loro con tutto il gruppo, quindi io una parola la spendo volentieri per questi due ragazzi, così come con tutto il gruppo, sia chiaro. La partita di sabato si chiama rivalsa, si chiama rifarci di quello che è successo sabato scorso. Per noi è importantissimo, perché noi siamo una squadra che ha bisogno di stimoli, non è una squadra che passa così facilmente gli ostacoli o passa facilmente una vittoria, è una squadra che deve stare sempre sull'asticella alta, e quindi noi l'asticella la teniamo sempre alta. Dobbiamo assolutamente voltare pagina, perché è una squadra che ha bisogno subito di voltare pagina, e quindi questo faremo. Il Belluno è una squadra molto quadrata, anche il centrale dietro, il capitano, è un ottimo giocatore, non solo quei due giocatori che tu hai detto, ha un collettivo molto importante, gioca molto bene, è una squadra tosta. Diciamo che non è un buon cliente dopo quello che è successo sabato, però noi in questo girone non c'è nessun buon cliente. Abbiamo visto che ogni partita deve essere lottata fino al 60esimo, fino al 40esimo, scusami, e quindi ecco, noi l'abbiamo preparata bene, sì, anche la settimana scorsa l'abbiamo preparata bene, paradossalmente anche la settimana scorsa, quindi noi arriviamo a sabato, poi in casa, Marco, noi in casa dobbiamo dare qualcosa in più e lo stiamo dando qualcosa in più, quindi siamo tutti fiduciosi, io in primis, anche la società. E fammi spendere, ti rubo solo 2 secondi, fammi spendere 2 parole per la società, che dopo un risultato del genere sabato non c'è stata una riunione, non c'è stata una parola della società, anzi l'unica parola che c'è stata è stata solo di incoraggiamento, quindi insomma noi andiamo avanti assolutamente. Questa è la cosa più importante, e ricollegandomi a quello che hai detto in precedenza sul lavoro che c'è stato anche nel pre-Bulciago, mi fido ciecamente. Insomma, questa squadra sta lavorando davvero in maniera egregia e lo farà altrettanto di qui in avanti per preparare i prossimi impegni. Passerei ancora la parola a Milan Ninic, riproponendo un po' la domanda che ho appena posto al tuo mister. Insomma, la Canottieri come si può affrontare? C'è bisogno, come ha detto appunto mister Ferraro, di un riscatto immediato. Che partita ci sarà sabato qui al Palalanzi, e magari quanto sarà importante anche la spinta dei nostri tifosi? Allora, sabato si prospetta, come ha detto anche il mister, una partita difficile, soprattutto per noi, che sarà appunto una partita di riscatto. Io penso che noi saremo pronti, ci faremo trovare pronti, perché ogni settimana lavoriamo e lavoriamo tanto per arrivare a quei 40 minuti che poi danno un risultato positivo o negativo. Come ha detto il mister, anche settimana scorsa ci siamo preparati. Sono molto, molto fiducioso nei compagni, perché vedo che stiamo seguendo tutti quanti la stessa direzione, stiamo seguendo lo staff tecnico e la società, e sotto quel punto di vista pienamente fiducia. Per quanto riguarda i nostri avversari, sono una squadra compatta e molto ben organizzata, da un paio d'anni che affrontano questa categoria, e con giocatori che hanno una certa esperienza. In primis io menziono Vettore perché me lo ricordo ancora dall'Under, però potranno darci qualche grana, ma secondo me potremo dire anche noi la nostra, soprattutto davanti al nostro pubblico, che ci darà una spinta in più e ci darà sicuramente quella motivazione in più di gioire alla fine, ecco. Ce lo auguriamo vivamente. Passerei per concludere la parola, ovviamente come di consueto, al corrispondente di Calcio 5 Anteprima, Lorenzo Miotto, che è in collegamento telefonico anche questa sera. A te la parola, Lorenzo.
Buonasera a tutti, la mia domanda è per mister Ferraro. La prossima settimana c'è il derby con il Cornedo. Presentarsi a questa partita così importante con un buon risultato può rappresentare una motivazione per dare qualcosa in più domani con la Canottieri, oppure è meglio restare concentrati sul presente e esclusivamente sulla partita con i bellunesi? Grazie. Grazie mille Lorenzo, grazie anche a te per il lavoro che fai per noi e per tutto il movimento, non solo per noi. No Lorenzo, purtroppo alla settima o sesta conferenza stampa ti devo contraddire. Noi non pensiamo al Cornedo in questo momento, noi poi lo diremo anche la settimana prossima. Ti anticipo che la partita col Cornedo sarà la partita come col Belluno, come col Crema, come con tutti. Noi non abbiamo questa ossessione, come è giusto che sia, e credo che anche il Cornedo non abbia l'ossessione dell'Alto Vicentino, insomma, ecco. E per noi sono tutte, ma veramente non è facile demagogia, sono tutte partite importanti. Arrivare a Cornedo, speriamo di no con una sconfitta, o arrivare a Cornedo con una vittoria, a noi cambierà poco, sono sincero. Quindi noi guardiamo partita per partita. Noi dobbiamo arrivare adesso, abbiamo 7 punti, speriamo di arrivare a 10 già sabato, può essere che ci arriviamo col Cornedo a 10, non lo so, anche perché obiettivamente abbiamo ambizioni diverse noi dal Cornedo, giustamente, insomma i nomi parlano chiaro, però poi l'unica parola che posso spenderti è che nei derby, come con il Belluno, io credo il fatto dei derby, nel senso come con il Belluno, con il Cornedo, potrebbero venire fuori anche dei risultati che non ti aspetti, però insomma ripeto, abbiamo probabilmente ambizioni diverse e quindi noi intanto pensiamo a sabato, poi settimana prossima penseremo al Cornedo. Comunque grazie per la domanda, mi dispiace se ti ho contraddetto, ma insomma me la perdoni questa, ecco. Grazie mille mister. Grazie davvero a tutti per la partecipazione, come ogni venerdì a questa conferenza stampa, la presentazione di Alto Vicentino Canottieri Belluno, che si giocherà per l'appunto domani pomeriggio al Palalanzi. L'appuntamento appunto è per la partita da vivere insieme in live o al palazzetto. Un saluto a tutti e come di consueto ragazzi, sempre Forza Alto!